E intanto inizio col dirti che queste ragazze sono da ringraziare, è tutto l'anno che le ringrazio, ma oggi manca una partita alla fine, ma oggi per quello che ho visto in campo, nonostante le tante assenze e soprattutto le difficoltà che abbiamo avuto durante la settimana, le ragazze hanno tirato fuori gli artigli e hanno fatto vedere che sanno giocare a calcio. Quando ho preparato la partita gli ho detto che volevo vedere una squadra col sorriso sulle labbra che si doveva divertire e penso che oggi, nonostante il risultato, le ragazze questo lo abbiano fatto e vista dalla parte di qua come allenatore e come staff è veramente bello perché c'è questo percorso di crescita che continua e da parte nostra davvero un grazie a tutte queste splendide ragazze. Terzo posto non possiamo più arrivare, quarto, quinto cambia poco. L'unica certezza che è quella che quest'anno ci siamo confermati, abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra sempre sul pezzo che vuole migliorare sotto tutti i punti di vista, la società ci viene dietro, speriamo che si faccia un salto di qualità ulteriore. Questo è quello che noi volevamo, riconfermarci e credo che sia stato fatto in pieno grazie appunto, come dicevo prima, a queste ragazze che nonostante tante difficoltà e soprattutto i tanti fortuni che ci sono stati nelle partite decisive non siamo riusciti a giocarci qualcosa di importante, però ripeto è gratificante vederle combattere, lottare e soprattutto giocare a calcio, che è quella la cosa più importante. L'unico obiettivo che avevamo, che poi era la Supercoppa, uscire ai rigori proprio contro la Juve dopo aver fatto una grandissima partita, lì brucia ancora un po', però ripeto, quello era l'unico obiettivo che potevamo cogliere quest'anno, non ce l'abbiamo fatta, però c'è da lavorare, sappiamo che abbiamo una squadra molto giovane, io mi ritengo un aziendalista e cerco di lavorare con le ragazze che mi mettono a disposizione, cerco di creare soprattutto gruppo, che è la cosa più importante da cui partire per ottenere dei risultati. Poi la calciatrice viene dopo, adesso subentrerà anche il professionismo, quindi le ragazze lo sono già professionali, devono diventare professioniste, quindi sarà fatto uno step ulteriore e viste oggi queste ragazze l'hanno fatto. È stata una bella partita, sin dall'inizio ce la siamo giocata subito, abbiamo espresso un bel gioco e sfortunatamente siamo andate in svantaggio, poi per un attimo siamo riusciti a accorciare le distanze, però poi loro sono stati bravi a chiudere la partita. Abbiamo fatto un bel gol, sono contenta e speravo magari di riuscire a magari farne un altro e comunque insieme alla squadra magari strappare un punto, però non è stato così, ma siamo contenti comunque. Sicuramente ognuno di noi vorrà fare bene perché abbiamo obiettivi personali, oltre a comunque l'obiettivo di gruppo, e scenderemo in campo sempre per cercare di vincere e di esprimere un bel gioco come sappiamo fare.